Non c'è pace in questa calda estate e tantomeno a Ferragosto per gli azionisti e risparmiatori delle popolari venete. In questi giorni c'è la rincorsa a raccimolare documenti, scrivere ad associazioni, avvocati per l'insinuazione al passivo. La notizia poi che il termine ultimo sarebbe quello del 24 agosto ha gettato molti nel panico. Tecnicamente quello era il termine posto inizialmente, dopo che il 25 giugno le popolari erano state dichiarate irrecuperabili e si apriva la strada a Banca Intesa. Oggi però i termini sono cambiati. Ora i liquidatori hanno dato notizia che dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale che è stata fatta il 7/8, pertanto è stato sospeso il termine e rinviato al 7 ottobre 2017. Ma all'orizzonte si addensano nuovi nuvoloni che aprono un altro fronte di preoccupazione. Riguarda le 70.000 persone, soci risparmiatori, che avevano aderito alla transazione del 15% dei 9 euro per BPV. Dovete fare l'insinuazione perché c'è il rischio concreto che i liquidatori facciano la revocatoria su quello che avete incassato. La revocatoria è uno spettro che si fa sempre più concreto e per questo le associazioni invitano chi ha transato ad attivarsi per l'insinuazione al passivo per quell'85% a cui a suo tempo avevano rinunciato, confidando nella fusione delle due popolari e il rilancio delle azioni. Il rischio altrimenti è di non poter farlo valere in seguito il proprio diritto, una beffa nella beffa alla quale le associazioni chiedono al governo di riparare. Noi pretendiamo, ricordiamo gli impegni del governo per l'istituzione del fondo vittime da reato che chiederemo il 4 ottobre con una manifestazione di massa dei risparmiatori a cui tutti devono partecipare, compreso le imprese. In attesa della grande manifestazione di ottobre a Roma si continua a lavorare alacremente per l'insinuazione al passivo. Nel sito ezzelinodaonara.org è già predisposto il modulo per chi vuole farsi seguire dall'associazione, previsto un contributo volontario e per chi ha i presupposti, ovvero un reddito inferiore a 26.000 euro annui, potrà contare sul patrocinio della Regione. Associazione che si è resa disponibile a fornire tutto il materiale raccolto fino ad oggi sulla vicenda popolari alla commissione d'inchiesta riaperta dal presidente della Regione Luca Zaia.